Il presente lavoro è stato realizzato all'interno dell'iniziativa VOGIN, volontariato giovanile applicato all'ingegneria naturalistica, realizzato all'interno di Giovani Energie in Comune, progetto promosso dal Dipartimento della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Promotori dell'iniziativa sono i comuni di Adria, Capofila, Portoviro e Taglio di Po, che nel 2010 hanno partecipato con il proprio progetto al bando nazionale attivato nel 2010, posizionandosi al 10° posto della graduatoria nazionale. Le attività, realizzate con la partecipazione dei giovani dei gruppi AGESCI, la Protezione Civile, i giovani dottori agronomi e forestali, Lega Ambiente, l'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, con il supporto tecnico specialistico di AIPIN, Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, si sono svolte tra il mese di aprile e il mese di novembre 2011 e sono state organizzate nella forma di cantieri didattici di ingegneria naturalistica attuati in aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, come l'area di bonifica antistante il museo di Cave Dramin a Taglio di Po, le dune fossili di Donada a Portoviro ed il tratto cittadino del fiume Canalbianco ad Adria. L'ingegneria naturalistica è una disciplina tecnica che utilizza le piante vive a scopi antierosivi, stabilizzanti e di consolidamento, anche in abbinamento con materiali naturali o artificiali, caratterizzata da una spiccata interdisciplinarità coinvolgendo diverse figure professionali, agronomi, forestali, geologi, ingegneri, botanici, architetti, periti agrari, eccetera. La disciplina è utilizzata in ambito di versante, in ambito fluviale, per il recupero di cave e discariche e per interventi di mitigazione e compensazione connessi alla realizzazione di infrastrutture. Le tecniche di ingegneria naturalistica sono contraddistinte da un bassissimo impatto ambientale, favoriscono il recupero paesaggistico e consentono di operare anche in somma urgenza. Sono quindi particolarmente adatte per interventi in zone di pregio naturalistico come per esempio le aree protette. I cantieri didattici sono una forma di diffusione della conoscenza che affonda le sue radici nella scuola tedesca, in quanto costituiscono uno strumento fondamentale per apprendere le caratteristiche costruttive delle opere di ingegneria naturalistica in modo pratico e non solo teorico. In questo modo i tecnici, come pure i giovani e i volontari della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato, si trasformano in operatori che realizzano materialmente il cantiere. Il Dipartimento del Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali si è mosso da tempo per stabilire una convenzione col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile proprio teso a mettere a disposizione le competenze dei dottori agronomi e dottori forestali nell'ambito degli interventi di protezione civile che possono essere anche realizzati con tecniche che sono oggetto di questo cantiere. Il presidio al piede è la struttura che consente di armare la fondazione dell'intero complesso spondale consolidando il piede della scarpata. Il piede è quindi la parte basale della sponda ed è una parte molto delicata in quanto a seguito delle attività di manutenzione dei canali o in conseguenza di fenomeni franosi di sponda si possono verificare più frequentemente episodi di scalzamento. Abbiamo, come si vede nelle immagini, messo dei pali verticali al presidio di tutta la sistemazione e dei pali invece che entrano nella sponda e sono i due pali, quindi quello verticale e quello orizzontale, sono resi solidali attraverso una chiodatura fatta con un tondino di ferro acciaioso. Il palo che entra nella sponda serve anche per tenere fermo il rullo di cocco che abbiamo messo alla base e per contrastare poi la spinta di Archimede dell'acqua nel caso in cui si dovesse innalzare velocemente, e come ulteriore presidio abbiamo messo dei gabbioni cilindrici riempiti di sassi di due tipologie diverse. In primo tratto i gabbioni sono con rete in materiale sintetico, mentre invece nel secondo tratto, un'altra tipologia, una variante, sono dei gabbioni cilindrici realizzati con rete zincata e plasticata.
Successivamente alla realizzazione del presidio viene realizzata una gradonata viva, che è un tipico esempio di intervento di stabilizzazione. Le modalità esecutive sono molto semplici. Mediante escavatore vengono realizzate delle banchine orizzontali o suborizzontali, costituite da uno scavo inclinato a reggipoggio di circa 5-10 gradi, di profondità in genere di circa 50 cm, 1 metro. All'interno di questa banchina viene successivamente posto a dimora del materiale vegetale vivo nel rispetto del geotropismo delle piante. Solitamente vengono realizzati più gradoni paralleli con una distanza di interasse che va da 1,5 a 3 metri. Questa formazione, nelle sistemazioni di versante, consente di riempire la gradonata inferiore con il materiale terroso di sbancamento proveniente dalla gradonata superiore, con conseguente risparmio di tempo e manodopera. Nel caso specifico di realizzazione su sponde di canali, per il riempimento si può utilizzare anche il terriccio proveniente dall'alveo del canale, al fine di garantire alle piante un'adeguata riserva idrica nel momento critico della messa a dimora. All'interno della nicchia che si viene a creare, quindi viene posizionato il materiale vegetale vivo, ovvero piante radicate, ramaglie, astoni e talee. È importante, infine, che gli interstizi vengano opportunamente intasati con materiale terroso, al fine di evitare l'eccessiva circolazione di aria e quindi il rischio di disseccamento. Il materiale vivo così posizionato metterà radici e potrà rivegetare, dando vita a nuove piante. Nel caso specifico sono state messe a dimora talee e ramaglie di salice di tipo arbustivo, con lunghezza di circa 1 metro, ma in alternativa, in ambiti simili al presente, possono essere utilizzate piantine radicate di latifoglie resistenti. Ad esempio, possono essere benissimo utilizzati l'ontano ed il corniolo. È la pianta che alla fine, negli anni, fra 2, 3, 4, 5 anni, renderà stabile la sponda, quindi non il legname, i gabbioni e quant'altro che sono solo un aiuto che noi forniamo alla pianta, affinché questa poi abbia il tempo a disposizione per sviluppare l'apparato radicale, perché noi puntiamo all'apparato radicale. Quindi questa è un'opera viva che crescerà nel tempo e man mano che passa il tempo aumenterà la sua efficacia. Nella sezione di sponda del canale posta più a monte si è realizzato un intervento antierosivo di protezione spondale, le balze in rete di juta. Queste balze vengono utilizzate per aumentare la capacità di resistenza all'erosione superficiale della sponda e servono nel caso in cui i terreni interessati risultino abbastanza sciolti ed in tutti i casi in cui sia necessario provvedere ad una protezione contro l'erosione superficiale con risposta immediata. Dal punto di vista operativo, viene creata una nicchia simile a quella realizzata per la gradonata. Viene stesa la rete sulla parte di sponda interessata e ne viene fissato il lato più lungo sulla base orizzontale della banchina. Questo fissaggio viene effettuato mediante picchetti di legno o talee di salice. A questo punto la nicchia viene riempita mediante strati successivi di terreno dello spessore di 25 cm. La rete viene poi risvoltata a coprire la parte di sponda esposta e ne viene picchettato l'altro lembo sulla parte superiore della sponda. Nel caso specifico, tale opera viene realizzata tra un ordine di gradonata e l'altro. L'ultima parte della sistemazione della sponda è una cosiddetta balza in geotessuto. Si tratta fondamentalmente di realizzare un rullo in questo caso abbiamo usato una stuoia di juta che viene picchettata su un lato, dopodiché viene riempita di terra e per concludere l'opera questo geotessuto viene risvoltato e picchettato nuovamente sulla parte superiore. È una sistemazione naturalmente molto meno resistente, ma siccome ormai saremo a livello del piano campagna non è necessario intervenire con un'opera più robusta. Anche in questo caso la balza in geotessuto verrà picchettata con delle talee di salice che poi possono anche queste vegetare, e con questo si conclude la sistemazione spondale.
Le bioreti vengono impiegate in svariate condizioni, prevalentemente con funzione di controllo dell'erosione. Nel caso specifico, noi le abbiamo utilizzate per il consolidamento dei versanti franosi. Questi materiali hanno diversi vantaggi che derivano dalla loro utilizzazione. Riducono l'erosione superficiale di origine idrica, eolica, riducendo quindi l'avvio di microsolchi di erosione. Favoriscono l'inerbimento delle superfici interessate dall'intervento, inducono una riduzione dell'evaporazione idrica dal terreno, inducono un benefico effetto serra con conseguente trattenuta di calore, hanno capacità di drenaggio superficiale degli accumuli di acqua nel terreno, incrementano la fertilità del terreno a seguito della loro decomposizione, in quanto sono completamente biodegradabili e costituite da cellulosa e lignina. Dal punto di vista economico, questi materiali sono molto competitivi rispetto a soluzioni tradizionali, sia per quanto riguarda i costi di produzione che di trasporto e di posa in opera. A Portoviro interveniamo realizzando una palificata viva di sostegno a doppia parete, che è una struttura identificabile nell'ambito degli interventi combinati di consolidamento. Nel caso specifico si tratta di una palificata di notevoli dimensioni, che viene utilizzata per realizzare una rampa di accesso alla sommità di duna fossile, per dar modo ai fruitori dell'area di avere accesso ai percorsi naturalistici posti all'interno dell'area di duna. La palificata viva a due pareti è un manufatto a gravità, costituito da una struttura cellulare in pali di legno, abbinato alla posa di piante all'interno di tasche che si formano fra un ordine di montanti e l'ordine di correnti. La struttura risulta quindi costituita da ordini di montanti e correnti costituiti da pali, generalmente di castagno, scortecciati di diametro minimo pari a 20 cm. L'opera è completata dal riempimento, che viene eseguito mano a mano che si sale di ordine con materiale terroso inerte. Nelle tasche poste sul paramento esterno vengono inserite le talee inclinate di 10 gradi e in ambiente di pianura queste tasche vengono intasate con fascine vive o morte, al fine di proteggere la struttura dagli svuotamenti. Alla palificata nelle tasche inferiori che ci sono tra gli ordini di montanti vengono messe giù delle piante e con un rullo in rete di juta. Questo rullo ha la funzione di eseguire un'attività di filtrazione e quindi di blocco statico, diciamo, della sabbia, del terreno sabbioso che c'è all'interno della palificata. In questa maniera evitiamo gli svuotamenti e le piante sono in una condizione di maggior vantaggio, in quanto con la rete si può effettuare una condizione di riserva idrica. Le piante che sono state utilizzate per questi 15 metri di palificata sono prugnolo, agazzino, sanguinella, rosa canina, e a cui si associano altre piante arboree quali il lecio, la farnia, la roverella. Il tutto, nell'ambito di questa iniziativa, sono state utilizzate all'incirca 230 piante. Il deterioramento del legname che si viene a creare in alcuni decenni presuppone che i parametri di stabilità del manufatto vengano riferiti a un paramento esterno assimilabile ad una pendice ben vegetata, ed è questo il motivo per cui si aggiungono degli elementi vegetali all'interno delle tasche. In presenza di adeguata manutenzione si possono raggiungere accettabili stabilità per pendenze del paramento esterno dell'ordine di circa 60 gradi. Il tondame che viene utilizzato è di castagno o di resinosa. Nel caso specifico è stato utilizzato castagno di diametro da 20 a 30 cm, con lunghezza dei pali di 2,5 m, 3 metri. Ho altre due tipologie di ingegneria naturalistica. Quella in basso è una palificata viva di sostegno, opera di ingegneria naturalistica già di resistenza maggiore, viene usata molto spesso per il sostegno di versanti in frana.
E è opera tra il resto molto antica. In realtà le prime indicazioni di opere di questo tipo risalgono ancora all'impero austro-ungarico a metà dell'Ottocento, in cui venivano fatte opere di sostegno di questo tipo proprio per sostenere i versanti. La tipologia è relativamente semplice, si tratta di fare una fondazione che abbiamo fatto con dei materassi Reno riempiti di sassi, e sopra costruire un cassone in legname con dei correnti e dei montanti incrociati tra di loro e chiodati gli uni agli altri per rendere tutta l'opera solidale. All'interno viene riempita con legname e naturalmente con le immancabili piante che dovrebbero poi radicare e quindi creare un corpo di terra e legname tutto insieme. Infatti la realizzazione del cassone in legno, della palificata viva di sostegno, è esclusivamente funzionale a far sì che le piante abbiano il tempo sufficiente per radicare in maniera tale da sostituire la funzione di trattenimento e di sostegno del legno. Nelle opere di pianura è generalmente opportuno creare un piano di posa sul quale poggiare la palificata, in maniera tale da poter garantire un'opportuna distribuzione dei pesi della struttura. Nella fattispecie è stato utilizzato un materasso Reno, costituito da reti metalliche a doppia torsione, riempito di pietrame che ha costituito una base solida per la realizzazione dell'opera. Sopra questa platea è stato posizionato il primo livello di pali detti longitudinali o correnti, posti paralleli all'appendice, curando che questi fossero il più possibile in bolla e facendo in modo che si realizzassero i collegamenti tra un palo ed il successivo, creando opportuni incastri e fissaggi con tondino di ferro acciaioso. Al di sopra dei correnti sono stati posti i pali montanti con interasse pseudo-regolare, curandone il posizionamento in relazione agli incastri realizzati per i correnti sottostanti. I montanti vengono resi solidali ai correnti mediante l'inserimento di tondino acciaioso ad aderenza migliorata di diametro 14 mm previa realizzazione, con trapano di fori di alloggiamento. La foratura dei pali è un'operazione semplice ma fondamentale. Questa deve essere eseguita per tutto il diametro del palo sovrastante e per parte di quello posto sotto. Ciò per evitare l'eventuale rottura o fessurazione del legno in fase di inserimento del tondino. Deve essere eseguita con una punta di diametro leggermente inferiore rispetto al tondino, al fine di mantenere inalterata la qualità del collegamento. Realizzato il primo ordine, costituito da un piano di correnti ed uno di montanti, si provvede al posizionamento delle fascine sulle tasche esposte, ad un primo riempimento con materiale inerte terroso e all'inserimento delle talee e piante radicate. Eseguito il riempimento, si provvede alla realizzazione degli ordini successivi fino al raggiungimento delle quote di progetto. La parte di parete della duna, che rimane immediatamente al di sopra della palificata, è stata rivestita con una biorete ed è stata successivamente realizzata una piantagione di piantine in fitocella. Questo tipo di opera rientra nella tipologia degli interventi antierosivi, con funzione di rivestimento e di protezione del versante esposto. La rete viene posizionata al fine di evitare l'insorgere di solchi di erosione ed effetti di destabilizzazione, fintanto che le piante poste sulla parete non vegetano e le radici non cominciano ad esercitare il loro compito di trattenuta del materiale terroso di cui è costituito il versante. È una tecnica anche questa molto usata da tempo, che ha subito poi dei miglioramenti nel corso degli anni attraverso materiali più tecnologici, quindi materiali sintetici piuttosto che materiali fatti con fibre vegetali di diverso tipo come il kenaf, come altre fibre, e che ha sempre dato degli ottimi risultati. Dà degli ottimi risultati anche abbinato all'idrosemina o alla semina nel caso in cui le piantine vengono messe solo in un secondo tempo, quindi si crea un versante rinverdito sul quale poi si mettono le piantine. Operativamente viene prima eseguito un solco in sommità del versante. La biorete viene srotolata dall'alto verso il basso. Il lembo superiore viene fissato all'interno del solco per mezzo di picchetti di legno ed il solco viene infine ricoperto.
risulta determinante che i moduli di biorete vengano posizionati in senso longitudinale e che tra loro avvenga un sormonto dell'ordine di 10-15 cm. Ciò consente poi il fissaggio della rete al versante mediante graffe AU, in materiale acciaioso di 4-6 mm di diametro. Terminato il posizionamento della rete, si procede con la messa a dimora delle piante. Tra le maglie della rete vengono realizzati dei fori di alloggiamento nel versante, ove vengono poste le piante in fitocella, avendo cura che queste siano posizionate in maniera subverticale o comunque inclinate rispetto all'assetto verticale della pianta. Il materiale vegetale vivo in fitocella è stato fornito dai servizi forestali regionali. La densità di piantagione è dell'ordine di 1,5 piante al metro quadrato. Una volta terminata la sistemazione del rivestimento con biorete, viene ricostruito il sentiero e viene pressato il materiale sabbioso sulla parte sommitale del sentiero, che consente di realizzare il piano di calpestio. Sulla parte basale del sentiero abbiamo dovuto intervenire con il posizionamento di un presidio a piede costituito da 2 fascine e da un rullo in cocco. Il materiale che si presta molto bene a queste tipologie di interventi, ha una funzione che nasce prevalentemente dall'ambito fluviale, ma che può essere benissimo utilizzata anche in ambiti di questo genere, anche perché queste fascine sono fascine morte e quindi di per sé costituiscono solo elementi di presidio. L'opera è stata terminata con l'esecuzione degli apprestamenti di sicurezza, costituiti da un parapetto in legno trattato con vernici impregnanti per proteggerlo dagli agenti atmosferici. Nel caso del cantiere ad Adria abbiamo 2 tecniche presenti. Una fondazionale, costituita dall'utilizzo di materassi Reno. L'altra, che è la vera e propria tecnica di ingegneria naturalistica, è data dalla palificata viva spondale a doppia parete. L'elemento fondazionale è dato dall'impiego di materassi Reno, realizzati in filo di ferro a doppia torsione e costituiti da 3 tasche, in un elemento modulare di dimensione 3x2 metri, in altezza 25 cm, che vengono normalmente riempiti con materiale lapideo. Al di sotto di questa struttura è stato inserito un geotessile per migliorare la distribuzione dei carichi e in questo senso il materasso ha la funzione di ripartire in maniera uniforme il peso della struttura e di dare un elemento di maggiore stabilità alla base. La palificata è una delle opere di ingegneria naturalistica che offre le migliori prestazioni in ordine di tenuta tra quelle che vengono realizzate in ambito fluviale. La finalità della realizzazione è normalmente quella di un consolidamento spinto della sponda e questo tipo di tecnica si identifica nell'ambito degli interventi combinati di consolidamento spondale. Si tratta di opere deformabili e permeabili che si adattano bene ad interventi su pendii instabili. La struttura è costituita da un castello realizzato da correnti e montanti in pali di legno del diametro di circa 20-30 cm. Con i termini a parete doppia si vuole indicare che la palificata ha un ordine di correnti all'interno della struttura, sulla parete che rimarrà interna alla medesima. La palificata inizia con un primo ordine di correnti, posti parallelamente alla linea di sommità della sponda, che vengono chiodati tra loro attraverso l'utilizzo di tondini acciaiosi di diametro 14 mm. Tali tondini vengono usati per collegare tra loro gli ordini e allo stesso tempo per far sì che gli stessi elementi sullo stesso ordine possano essere collegati tra loro. Per poter chiodare questi pali è necessario eseguire preventivamente un foro di alloggiamento realizzato con trapano, che nel caso di vicinanza all'acqua non può essere alimentato da corrente elettrica, ma deve necessariamente essere di tipo pneumatico. Procedendo nella realizzazione dell'opera e quindi allontanandosi dallo specchio d'acqua, il trapano pneumatico può essere sostituito con il trapano elettrico, decisamente più comodo e veloce da utilizzare, ma con delle limitazioni dal punto di vista della sicurezza del cantiere. I montanti sono stati disposti a un'interdistanza di circa 1,5 metri,
curandone il posizionamento in maniera tale da poter attribuire alla struttura maggiore robustezza possibile. Man mano che si sale con gli ordini si viene a costruire la struttura a cellula della palificata e a conclusione di ciascun ordine si procede al contemporaneo riempimento con terra. Sul paramento esterno della struttura viene posizionato il materiale vegetale vivo, costituito da piantine radicate e da talee appartenenti a specie pioniere. In questo areale, considerato che ci troviamo in piena pianura padana, generalmente salice reperito nelle immediate vicinanze del cantiere. Le tasche che si vengono a creare sulla base del paramento esterno vengono intasate con fascine realizzate con materiale vegetale e rete di juta. Queste fascine che vedete che sto tenendo io in questo momento sono dei rulli in rete di juta e fascina di salice che stiamo realizzando per poter saturare gli ordini, le tasche più basse degli ordini della palificata. Questo per garantire un paramento che abbia sufficiente permeabilità e allo stesso tempo anche capacità di trattenere, di filtrare e trattenere i materiali fini. Vengono incastrate fra due ordini di correnti e hanno quindi la funzione di trattenere il materiale fino che serve per la realizzazione della palificata e quindi della terra che c'è all'interno. Procedendo con la realizzazione degli ordini superiori, ogni ordine di correnti viene retrocesso di circa mezzo diametro del tronco verso la sponda, in modo da creare un paramento esterno inclinato di circa 60-65 gradi. Tale paramento risulterà vegetato grazie all'inserimento del materiale vegetale vivo che viene inserito nelle tasche con un'inclinazione rispetto all'orizzontale di circa 10 gradi, assicurandosi che le singole talee sporgano dal terreno per non più di un quarto della lunghezza. Il riempimento della struttura con materiale inerte e terroso viene eseguito con mezzi d'opera e contemporaneamente opportunamente costipato. L'opera finale richiede la necessità di stabilizzare gli ammorsamenti laterali della struttura e quindi da una parte viene creato un pennello con l'uso di pietrame e dall'altra parte viene realizzato un raccordo all'isolotto esistente che è costituito da una vecchia frana del Canal Bianco. I periodi di intervento ottimali per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica sono quelli di riposo vegetativo: aprile-marzo, ottobre-novembre. Questi periodi, infatti, risultano favorevoli sia per l'impianto di talee e piante radicate che per la semina di piante e manti erbosi, operazioni la cui buona riuscita è fondamentale per il successo dell'intervento. Dal punto di vista dei vantaggi abbiamo che questo tipo di opera consente un immediato consolidamento del versante, ha una flessibilità strutturale rilevante, però ha anche degli svantaggi, che sono dati da un limitato sviluppo in altezza dell'opera e la necessità di mezzi meccanici per compiere gli scavi, e quindi non possono essere realizzati interventi esclusivamente di carattere manuale. La durata dell'opera dipende dal tipo di legname utilizzato per realizzare la struttura. Con legname di castagno normalmente la durata è superiore ai 20-40 anni.